Trapano contro giocattolo indistruttibile. Andiamo! Abbiamo fallito miseramente. Non sapete di cosa sto parlando? Adesso vi faccio vedere. Ve lo ricordate lui? Sì, proprio lui. Il giocattolo indistruttibile. L'altra volta, ragazzi, abbiamo eseguito ben 5 test. L'abbiamo lanciato dalla scala, l'abbiamo preso a martellate, lo abbiamo tirato, ma questo coso è indistruttibile. E non sto scherzando, guardate qui. Guardate quanto si allunga, ragazzi. Guardate. Ok, non ci credete ancora? Adesso lo prendo, dai, vieni qua, e lo tiro col ginocchio. Guardate, guardate. È impossibile da distruggere. È impossibile. Si spacca il legno tra un po'. È vero, Crazy Mad forse non ce la fa a distruggerlo, ma Crazy Stein forse sì. Trasformazione. Oh! Quanto fumo! Oh, cavolo! Piacere, mi presento. La parrucca deve stare qua. Sono Crazy Stein e oggi riuscirò a farla finita con questo ragazzo qui. L'ultima volta, se ben ricordate, gli abbiamo rotto la testa perché era di plastica. Guardatelo, ha tutta la testa rotta, raga. È tutta lesionata. Vabbè. Ma intanto a noi due. Sì, a noi due. Oggi ti faccio vedere io. Non stai parlando, vero? Non parli. Va bene, vieni qua. Ti porto a fare un giro. Dato che questo piccolino l'altra volta ha resistito anche al lanciafiamme, adesso la prima sfida a cui lo sottoporremo sarà forno a microonde contro il giocattolo indistruttibile. Ragazzi e ragazze, Crazy Stein vi presenta il Mad Laboratorio! Grazie, basta applausi. Guardate. Questa qui è una palla magica. Mi dimentico sempre che prendo la scossa. Il primo test lo faremo con un forno a microonde. Abbiamo qui il nostro giocattolo indistruttibile. Lo andiamo ad inserire qua in questo forno a microonde. Bello, esce già puzza. Lo mettiamo qua dentro, chiudiamo e accendiamo. È scoppiato tutto! A terra! Ragazzi, sento una puzza di bruciato enorme! Che puzza! Che schifo! È ancora sano, con un po' le spalle bruciacchiate, ma è ancora qui! Per abbattere questo giocattolo indistruttibile, neanche il forno a microonde gli ha fatto niente. Ma sono sicuro che questa volta lo distruggeremo. E indovinate come? Sapete che cos'è questo? È un petardo! Mi raccomando, però non provateci a casa, solo io posso fare queste cose un po' pazze, ok? Questa volta inseriremo il nostro bel pupazzone dentro il forno a microonde e in sua compagnia ci sarà un piccolissimo petardo. Sono sicuro che un petardo del genere non può che abbattere un piccolo giocattolo da €1. Siamo pronti? Andiamo ad accendere e chiudiamo subito. Buona fortuna, angioletto! A terra! Ragazzi, guardate che fumo che esce! Questa volta si sarà distrutto sicuramente. Guardate, vedo la piccola gamba del giocattolo. Apriamo e... quanto fumo! È ancora vivo! E c'è un fumo! Mamma mia! Il forno si è rotto! E questo è ancora qui!
È ancora qui! È ancora qui! Vorrei far notare come l'interno si è, diciamo, rotto, ma lui è ancora intero. È intero. Ovviamente però Crazy sta in a un piano. Sono sicuro che questa volta Mister Muscolo contro 4 mini cicciole non ce la farà. Andiamo a mettere il nostro Mister Muscolo qui dentro e andiamo ad accendere le nostre 4 mini cicciole. Mi raccomando, non fate a casa. Andiamo. Siamo pronti. Andiamo. Ah! A terra! Questa volta Mister Muscolo l'abbiamo distrutto. Andiamo ad aprire il forno a microonde. Ragazzi, guardate qui, abbiamo, tra virgolette, rotto un piede, ma è ancora sano e vegeto. Mister Muscolo, quello che ti aspetta non l'hai ancora visto, perché queste erano le prime, no? Erano le fresche, erano quelle semplici. Adesso però arrivano quelle più complicate. Mister Muscolo! Ragazzi, guardate dove siamo, dietro di me. Vedete cosa c'è? C'è un balcone! Infatti questa sarà la terza prova del nostro giocattolo che non si può distruggere. Questa volta per Mister Muscolo è arrivata la fine, perché farò un bel flop. Ragazzi, è arrivato il momento. Adesso io scenderò là sotto. Siamo al 4º piano e per Mister Muscolo è arrivata la fine, quindi salutatelo. Gli abbiamo incartato la testa così non si disperde, perché si romperà sicuramente. Assistente, lo lanci! Oh! Ragazzi, siete pronti a vedere il risultato finale? E ho gli occhiali impagnati. Vabbè, guardate qui! Mister Muscolo si è rotto la testa, ma per il corpo niente da fare. Guardate qui, è ancora intero! Assistente, mi lasci lavorare, sto facendo delle ricerche. Cosa? Si sta chiedendo perché non ho un computer? Perché so già quello che dobbiamo fare tra poco. Il nostro Mister Muscolo, ragazzi, è rimasto senza una testa. È tutto sporco. È diventato uno schifo. Ma questa volta il suo corpo non riuscirà a resistere. È il momento della sfida, della pressa. Io e Mister Muscolo ci siamo trasferiti in un'officina. Sì, proprio quella dove si aggiustano le auto. Ebbene sì, lo sottoporremo alla pressa. Questa cosa, ragazzi, è talmente potente che riesce a schiacciare anche un pezzo di ferro. E sono sicuro che al nostro Mister Muscolo senza una testa lo schiaccerà. Andiamo ad incartare Mister Muscolo, sì, perché è sporco e quindi rischieremo di sporcarlo. E andiamo ad aprire la pressa. Questa volta, ragazzi, Mister Muscolo lo schiacceremo. Andiamo! Vai, per ora lo sta schiacciando, no? Per ora, guardate come diventa piccolo. Lo sta schiacciando, guardate, ragazzi, guardate. Ok, in teoria il nostro Mister Muscolo è una fettina. Andiamo a sfidare la pressa. Ragazzi, sicuramente gli avremo bucato il corpo, ne sono sicuro. Guardate qua che buco che gli abbiamo fatto. Andiamo a svelarlo. Non mi sembra che abbia molto funzionato. Effettivamente gli abbiamo fatto un buco nello stomaco, però neanche una pressa ci può con questo coso. Ma allora cosa dobbiamo usare? Una macchina. Lo schiacceremo con una macchina. Ragazzi, ve la ricordate la mia macchinina? Sì, proprio quella che mia madre mi ha regalato. È il momento di mettere il nostro Mister Muscolo qui sotto. Raga, questa volta per
per Mister Muscolo è finita. Ciao ciao Mister Muscolino. Ragazzi, ci siamo. Siamo pronti a farla finita col nostro Mister Muscolo, il giocattolo indistruttibile. Andiamo, vado dritto, 3, 2, 1, addio Mister Muscolo! Mister Muscolo, è finita. Sì, adesso è proprio diventato proprio sporco. Ma ancora non si è distrutto! Che devo farti per distruggere? Che devo fare per distruggerti? Mister Muscolo, parlami, dimmi qualcosa! Ti ho messo col lanciafiamme, forno a microonde, martelli, macchine, lanciato dal terzo piano, lanciato dal quarto piano. Per toglierti di mezzo. Pensa Crazy, cosa puoi fare? Per esempio se lo volessi bucare, dovrei usare il trapano! Questa volta ragazzi, e non lo dico come le altre volte, è arrivata la fine per Mister Muscolo! Trapano contro giocattolo indistruttibile! Andiamo a mettere i nostri bei occhiali e salutiamo per sempre Mister Muscolo! Ciao Mister Muscolo! È stato un piacere averti conosciuto! Alla fine però ho vinto io! Andiamo ragazzi! Questa volta è arrivata la mia ora! Andiamo a farlo sul piede, vado! Ma perché non si sta distruggendo? Ah, ci riprovo. Non sta funzionando, ragazzi, ma che succede? È come se il trapano scivolasse, raga. Non entra la punta nel giocattolo. Ma com'è possibile? Non è possibile, non ci voglio credere. Dai, Dave, è impossibile che resista a un trapano. È veramente impossibile. Ok. Non entra. Oddio. Ragazzi, questo giocattolo è veramente indistruttibile, ragazzi. Guardate, non va. Non entra la punta, non va. Sono veramente stanco di questo Mister Muscolo. Ragazzi, guardate cosa ho trovato. Il taglia, guardate. Oh, con questo Mister Muscolo non ce la fa. Siamo pronti a tagliare il giocattolo indistruttibile. 3, 2, 1, andiamo.